Inchiesta dei carabinieri su un giro di mazzette a pubblici ufficiali in cambio di appalti ha portato a 12 misure cautelari. Le manette sono scattate per il comandante della Polizia Municipale di Agrigento e dirigente del distretto sociosanitario di Agrigento Gaetano Di Giovanni, per Giuseppe Gaglio, legale rappresentante e presidente del CDA della cooperativa Nido d'Argento, Massimiliano Terzo, dipendente della cooperativa. I domiciliari sono stati disposti per Giuseppe Chiaramonte e Francesco Chiavello, per l'ex sindaco di Partinico Salvatore Lobiundo, per Maria Pia Falco e Aldo Raimondi. Un sesto destinatario degli arresti domiciliari è ancora ricercato. La sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio è stata invece notificata a Maria Rita Milazzo, dirigente del comune di Balestrate, Michela Sclafani, funzionaria dell'ufficio Direzione Politiche Sociali della città metropolitana di Palermo, e Antonino Geraci, presidente della commissione aggiudicatrice della gara per l'affidamento della gestione e realizzazione azione a rafforzamento dei servizi sociali. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti e istigazione alla corruzione. Per gli inquirenti anche il dirigente del distretto sociosanitario di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, ora capo dei vigili, avrebbe favorito l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale per anziani non autosufficienti per un totale di 204.000 euro circa alla società Medea controllata da Gaglio e dei servizi socioassistenziali dei comuni di Santa Elisabetta di Agrigento per un importo complessivo a circa 89.000 euro alla Nido d'Argento in cambio di 7.500 euro in 3 tranche.